Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Bene, come potete ben vedere ci troviamo finalmente immersi all'interno del nostro grande panorama macedone. Ci troviamo proprio nei pressi della cittadina di Pella nel 267 a.C. Allora, prima di catapultarci direttamente nella nostra campagna, come avete letto ragazzi dalla pagina Facebook, ho pubblicato un post all'interno del quale ho citato che avrei ricominciato la campagna dall'inizio, abbassando la difficoltà da leggendario ad arduo, in modo tale da rendere tutto molto più competitivo. Allora, mi avete anche fatto vedere i vostri commenti positivi per quanto riguarda questo ambito, perché se ricordate bene negli ultimi 6 gameplay la situazione era sempre questa: da Anteia partivano delle unità, i Karniks ululanti, e per ben 12 turni hanno tentato di conquistare Pulpudeva senza nessun successo, però sicuramente ci hanno dato fastidio. Allora, la situazione può essere paragonata a quella della campagna precedente nella modalità leggendaria, perché siamo quasi allo stesso punto, però abbiamo maturato un'ottima esperienza. Ho sicuramente compreso le vostre opinioni, i vostri suggerimenti, e adesso siamo pronti quindi per continuare con la modalità hard, in modo tale anche da dare molta più competitività al game e alla nostra campagna. Però è importante spiegare cosa è successo in questi 6 turni. Non è che lo iniziava da tanto ragazzi, 6 turni, quindi sicuramente siamo proprio all'inizio. Per quanto riguarda la carta diplomatica, sì, va bene, diamo un'occhiata. Allora, siamo in ottimi rapporti con gli RDA, ma non vi è nessun accordo che sicuramente ci costringe a rimanere amici con loro. Con i nostri triballi ovviamente non c'è neanche alcun accordo. Con Sparta siamo ancora alleati. Il regno di Odrisio, che si ritrova a nord, ci ha dichiarato guerra in compagnia di Tylis. Eccola qui, la solita cittadina, o di Tilis, scusate, la solita cittadina che ha la solita fazione che continua a darci fastidio, quindi i cosiddetti barbari del territorio dell'est. E cosa è successo? In pratica, nel momento in cui questi dannati ci hanno dichiarato guerra, ho detto, come dire, ai miei alleati Sparta e Atene, i grandi alleati elleni, di seguirmi in guerra, e così hanno fatto. Quindi sia Atene che Sparta, anche se ovviamente ci ritroviamo in relazioni negative, hanno deciso di seguirci in guerra. Quindi adesso il problema ragazzi si è spostato. Se nella vecchia campagna il problema era Atene, adesso Atene e Sparta ci stanno dando la loro mano per sconfiggere questi due territori. Allora, per prima cosa io direi, con i triballi cerchiamo di metterci un pochettino più tranquilli e organizziamo una trattativa di pace, se così possiamo dire. Patto di non aggressione, possibilità moderata, vediamo un pochettino. Hanno accettato l'offerta, così abbiamo le spalle coperte da questa parte. Per quanto riguarda un accordo commerciale, ancora il profitto è solo di 61 e la probabilità è bassa. Io direi di non incrinare ancora di più i rapporti, però con questi due barbari, queste due fazioni barbariche, dobbiamo fare qualcosa. Ho posizionato la flotta da queste parti perché potrebbe essere molto utile anche per sbarcare ragazzi, dare fastidio a questi maledetti, perché potete vedere che si stanno avvicinando alla nostra Pulpudeva, la quale detiene abbastanza unità. Date un'occhiata, sicuramente ne potremmo reclutare altre, però i fuochi di Efesto, eccoli qui, sono pronti a ingaggiare. Potrei reclutare altre unità, però per adesso non voglio farlo, perché sicuramente devo muovermi necessariamente verso i nemici. Allora, vediamo un pochettino. Possiamo muoverci perché abbiamo tutti i punti al massimo. Vediamo un po', così può andare bene. Ancora un altro passettino, ancora un altro passo, un altro passo ancora. Vabbè, forse va bene, forse può andare. Ok, allora, come mi avete consigliato ragazzi, è meglio fortificare, perché per arrivare a un bersaglio simile, come per esempio questi dannati, dobbiamo fortificare il nostro accampamento e le nostre unità per riuscire a contrastarli. Sicuramente vorranno conquistare Pulpudeva, quindi dobbiamo fare qualcosa. Intanto qui cercherò di reclutare più milizie oplitiche. Purtroppo non ho grandi possibilità economiche ancora. Sto ultimando un campo di adunata qui nel nord. Nel sud non ho ancora sviluppato nulla, perché ancora il cibo non è sufficiente. Come potete vedere abbiamo 4 pagnotte, e se evolvessi la città a livello successivo andrei a far cadere la nostra popolazione in una carestia. Quindi è meglio attendere qualche attimo. Sto ricercando l'ingegneria, ho già eseguito la logistica e la bonifica della terra, quindi siamo tranquilli. La nostra grande Alessandra vedrà di dar fastidio all'avversario in qualche modo. Purtroppo non abbiamo i soldi per pagarla, però darà un'occhiata nel
regno di Odrisio e vedrà un pochettino quello che accadrà. Potete vedere già la minaccia delle lame che si sta avvicinando. Allora ragazzi, dobbiamo andare necessariamente nel pannello diplomazia e segnalare questo regno di Odrisio come obiettivo, in modo tale che i nostri uomini qui nel basso, nel sud, ci daranno una mano. Allora, i nostri triballi, vediamo un pochettino, azioni militari contro il regno di Odrisio. Chi è che è in guerra con Tylis e con il regno di Odrisio? Ah, perfetto. Allora, dobbiamo ragionare. Con il regno di Odrisio possiamo richiedere magari un'alleanza difensiva. Purtroppo ancora no. Uno stato, un accordo commerciale, un'alleanza militare, un transito militare, credo che ce l'abbiamo già. Ancora no. Va bene, per adesso vediamo di stare così. Allora, accordo commerciale, va bene. Per quanto riguarda gli RDA, vediamo cosa succede. I nostri RDA da questa parte. Allora, un patto di non aggressione già è disponibile. Un'alleanza difensiva moderata. Con l'alleanza difensiva, vi ricordo, gli alleati difensivi giurano di proteggersi l'un l'altro in caso di dichiarazione di guerra. È utile in buoni rapporti con la fazione alla quale stai chiedendo un'alleanza. Potrebbe essere comodo, quindi io proporrei un'azione del genere. Vediamo un po', hanno accettato l'offerta. Grandioso, quindi sicuramente possiamo essere contenti di questo trattato. Un accordo commerciale, eccolo qui, ci garantirà 62 monetine in più al turno. Ok, va bene, possiamo adesso passare il turno. Va bene, l'economia va abbastanza bene, potete vedere che siamo alla grande. Dobbiamo solo stare attenti. Ok, queste unità sono a posto. Va bene. Allora ragazzi, avete visto che non è cambiato molto, perché i 12 turni che ho giocato con la campagna in modalità leggendaria mi sono serviti per comprendere alcune cose. Non spendere troppo nella sezione civile, bensì proporre subito un'azione militare. Un alleato è stato attaccato. Attenzione, cosa è successo? Aggressore gli RDA, difensore il tuo alleato Sparta. Mamma mia, attenzione, questa è davvero una brutta decisione da prendere, perché con gli RDA io voglio mantenere un rapporto amichevole, ma anche con Sparta, solo che se ricordate bene con Sparta non abbiamo ottimi rapporti, siamo in negativo, quindi io preferirei, cioè sono stati gli RDA ad attaccare Sparta, però io rifiuterei e quindi cercherei di stare un po' più attento, perché non vorrei entrare in guerra con gli RDA, siamo già in guerra con troppe fazioni, meglio un'alleanza rotta che un... ecco, come ovviamente immaginavo. Allora... Ed ecco che appunto i Carnix ululanti tentano di attaccare le nostre unità. Siamo in un accampamento ragazzi, come ovviamente vi ho fatto vedere. Abbiamo esclusivamente 1350 unità contro le 2100 nemiche. Potete vedere che con la modalità risoluzione automatica andremo a perdere decisamente le nostre unità. Però vediamo un pochettino, siamo nuove reclute tutti quanti, abbiamo un ottimo accampamento, forse potrebbe essere un'ottima idea contrastarli, perché forse con le altre unità che abbiamo dall'altra parte possiamo sbarcare e uccidere gli avversari alle spalle. Quindi questa ho fortificato apposta per questo. E io direi ragazzi di combatterla la battaglia, perché se dovessi ritirarmi indietro, ragioniamo, entrerei, non andrei direttamente, se dovessi ritirarmi indietro appunto sì, non andrei in città, ma resterei sempre da quelle parti, quindi meglio combattere in maniera fortificata, forse riusciremo a dare molto fastidio. Battaglia di Macedonia, 267 a.C. Vediamo quello che riusciamo a fare, ragazzi, non preoccupatevi per quanto riguarda Formula 1, però sto continuando alla grande, entro questa sera vedrete i nuovi risultati delle prove libere e magari anche delle qualifiche, e nella settimana stessa arriverà un nuovo Gran Premio. Ho deciso adesso di riuscire a fare un Gran Premio alla settimana di Formula 1, in modo tale da riuscire ad arrivare a completare un'intera stagione, quindi non ci sarà più il discorso di un Gran Premio al mese. Allora, eccoci qui, come potete vedere un nostro accampamento di fortuna improvvisato, però è importante perché con la falange macedone forse riusciamo a far qua. Attenzione, triboli causano danni alle unità a cavallo e in avvicinamento da ogni direzione, ok. Cave di zolfo, si può appiccare il fuoco alle cave di zolfo per incendiare delle ignare unità, le si può attivare con proiettili infuocati o con l'interazione delle unità. Mai usate queste cose, vediamo un po' come si mettono. Così, no, attenzione, come si mettono? Ma non ho mai combattuto ragazzi in difesa. Allora, vediamo se possiamo utilizzarli. Che cos'è questa? Schierabili, ecco, certo, ma come facciamo? Attenzione, come si fa a metterle? Eccole.
Così, ah, eccole. Queste cosa sono? Barricate. Le barricate impediscono alle unità di proseguire per un breve periodo. Ok, possiamo metterle dove vogliamo. Vediamo se è vero. No, no, eccole qui. Ah, ok, perfetto. Ah, ok. Allora, possiamo, ragazzi, vincere la battaglia, credo, perché la barra non è molto in negativa, però dobbiamo riuscire a comprendere come fare. Allora, io direi di mettere una barricata. Devo capire intanto da che parte arriveranno, perché certamente, allora, io vorrei fare così. Mettere intanto una barricata qui, così, per rallentare le unità nemiche. Qua. Eccola qui. Sì, potrebbe essere comodo mettere la barricata qui, costringere solo gli avversari ad arrivare da questa parte. Qui si può appiccare il fuoco. Questa cos'è? Vediamo un pochettino. Ah, si può appiccare il fuoco a delle cave di zolfo per incendiare delle ignare unità. Le si può attivare con proiettili infuocati o con interazione delle unità. Proiettili infuocati non credo che ne abbiamo. Sicuramente io le vorrei collocare da questa parte. Sicuramente. Vediamo un pochettino. Sì, potrebbe essere comodo, perché se gli avversari, ragazzi, vengono da questa parte, vogliono entrare qui, noi attiviamo immediatamente queste zolle di fuoco, se le possiamo chiamare così, e le facciamo appunto esplodere. Va bene. Queste altre barricate le posizioneremo da questa parte per evitare troppi uomini da un lato, da due lati, ed essere attaccati da un unico lato. Vediamo di metterle alla precisione assoluta. Eccoci qui. Va bene, questi triboli causeranno dei danni alle unità, a quanto ho capito, alle unità a cavallo in avvicinamento da ogni direzione, specialmente se si muovono lentamente. Ok, possiamo però posizionarle in dei luoghi dove siamo un pochettino sprovvisti di protezione, per esempio qua dietro. Vediamo se possiamo metterle qui. Qua possono andare abbastanza bene. Credo. È che non ho mai combattuto una battaglia con delle difese. Sembrano più quegli oggetti che si posizionavano nello sbarco in Normandia, ragazzi, nell'operazione Overlord. Mamma mia. Vediamo un pochettino. Sì, infatti sono molto simili a quelli che mettevano i tedeschi sulle spiagge per difendersi. E stiamo facendo più o meno la stessa cosa. Allora, molto importante, una cavalleria mettiamola qua dietro. Sarà importante per giostrare la situazione. La modalità diamante, quella che è preferita di Alessandro, come mi avete detto. Bonus carica, attacco, ok. Allora, ho scelto le picche, come mi avete consigliato, e io metterei un'unità di picchieri qui, in modalità falange. Eccola qui, siamo già pronti. Le nostre lance sono picchieri di leva, fantastico. Altri picchieri da questa parte. Perfetto, ragazzi, mi è venuta un'idea per questo assedio. Un'altra qui, sempre per, come dire, precauzione. E un'altra unità di picchieri di leva, ragazzi, la posizionerò qua dietro. Nel caso questi dovessero cedere, entreranno immediatamente gli altri. Bene, vediamo di posizionarla qui. Ragazzi, ho fatto del mio meglio in questi 6 turni, perché non pensate che la campagna in modalità ardua sia molto più semplice. Cioè, possiamo salvare, però gli avversari sono sempre rompiscatole. Allora, io vorrei fare così. Posizionerei qua dietro le nostre unità di frombolieri, senza la schermaglia. Eccoli qua. Così, quando gli avversari vogliono sprofondare, vogliono appunto entrare da questa parte, noi che cosa facciamo? Continuiamo a bersagliarli e sicuramente non perderemo unità. Forse può essere un'ottima idea, però non so se i frombolieri riescono a far saltare via le pietre al di là del muro. Vabbè, vedremo. Gli opliti li posizioneremo da queste parti. Io allora ho intenzione di fare così. Lascerei 3 opliti dentro, eccoli qua, proprio per difendere il centro e così insieme al nostro generale. Un'unità oplitica la terrei fuori, così, in modo tale da riuscire a giostrare meglio la situazione. Vediamo un po', forse ci tornerà utile in qualche modo, ragazzi. Quindi la posizionerei qui. E va bene, la cavalleria qua dietro può andare bene. Anche se, anzi, mettiamola qui perché non credo che attaccheranno da questa parte. Scusate, ragazzi, per la preparazione, ma è una battaglia importantissima. Quindi qui, ok. Questi opliti, sì, li mettiamo qui, perché forse, sì, va bene. Nel caso dovessero attaccare dagli altri lati, sposterei tutta la nostra truppa, quindi è meglio gli opliti lasciarli lì. Allora, i frombolieri pronti, ragazzi, portatemi fortuna, perché è una battaglia importante. Se dovessi perderla, non so davvero come farei. Quindi speriamo di vincerla, anche se le probabilità sono contro di noi. Eccoli là. Purtroppo, maledizione, sono in una posizione abbastanza brutta. Allora, gli opliti, eccoli qua. Ah, ecco come appunto appiccano il fuoco. Ah, forse gli opliti possono essere utili per fare questo. Servirebbe la plebe più che altro. In questi casi, per appiccare il fuoco, la plebe sarebbe molto utile. Allora, scusate, ragazzi, se non parlerò, però devo capire come fare. Ecco, questi maledetti hanno una galleria pure loro, leggera. Vediamo di capire come fare. Qui. Forse i frombolieri riescono a tirare un colpaccio qui.
Eccoli, eccoli che si muovono. Quanto sto capendo, ragazzi, vogliono sfondare qui. Sì. Vogliono sfondare qui. Ed eccoci ragazzi, è arrivato il momento. La nostra falange oplitica è pronta, sono tutti pronti. Regolarità, armatura e difesa corpo a corpo. Fermi ragazzi, state attenti. I nostri opliti stanno arrivando dall'altra parte. Qui ci stanno massacrando purtroppo. Torniamo un attimo indietro. Le nostre cavallerie schiacceranno gli avversari se potranno. Avanti, questi uomini qui. I nostri uomini vacillano. Il generale nemico è morto. Bello. Troppo bello. La battaglia sta volgendo in nostro favore.
nostro generale è sotto attacco. Non credo che crepi adesso il nostro generale. Infatti andiamo. Ragazzi, adesso lo posso dire, vittoria schiacciante nei riguardi del nemico. Vittoria schiacciante. Continueremo a massacrare questi maledetti fino all'ultimo sangue. Questi altri uomini qui. Però è importante maciullare questi maledetti. Quindi i nostri opliti, la forza principale, non ha subito neanche un danno, potete notare. Sicuramente li inseguiremo. Allora, a tutta forza. La nostra cavalleria qua sotto sta per eliminare gli ultimi maledetti. Eccoli qui. Le altre unità del generale stanno maciullando questi altri rompiscatole. Gli opliti possono tornare indietro. Come avete ben potuto vedere, la nostra grande potenza macedone è riuscita per la prima volta ad avere un grande vantaggio sugli avversari. Vi ringrazio ragazzi per avermi fatto notare la differenza, non stupida ma importante, la differenza tra unità oplitiche e unità con picca. Io ero, cioè, notando le lance ovviamente delle due unità, credevo che il muro di opliti con la falange o con la falange di picchieri fosse la stessa cosa. Perché ovviamente hanno entrambi delle lance. Però ho notato che la formazione a muro di opliti è sicuramente qualcosa che è inferiore alla potenza dei picchieri di Lea, perché necessariamente hanno una lancia molto più lunga. La formazione ovviamente muro di opliti garantisce una grande resistenza dello scudo, una sorta di formazione a testuggine, se così possiamo dire, anche se più scarsa. Però davvero ho capito quanto sono importanti questi picchieri di leva e quanto è possente la loro lancia e la loro grande carica. Avete visto come un'unica unità è riuscita a tenere testa a un esercito. Purtroppo questi uomini sono morti qua dietro perché c'erano i dannati arcieri che rompevano le scatole, ma avete visto come li ho maciullati con tutte le nostre unità di cavalleria da dietro, come questa cavalleria qua sotto, che solo lei ha ucciso 233 uomini. Sta a significare ben 2 unità piene, forse anche 3 unità. Si nota anche i nostri frombolieri come hanno rotto le scatole, 14-13 unità uccise. Adesso proveranno a far fuori anche qualche altro che sta arrivando, però la pioggia incessante di pietre dava molto fastidio. Eccoli qua, anche se sono molto imprecisi. La Macedonia, ecco qua, potete vedere, non cade nessuno a terra. Qualcuno, la Macedonia non è celebre per la grande abilità dei loro schermagliatori, bensì della falange. E adesso facciamo fuori anche questi altri maledetti con le nostre unità. Aumentiamo anche la nostra velocità. Possiamo vedere l'ultima carica dei nostri grandi ragazzoni. Vediamo di farli a pezzi, perché raggruppati possono darci problemi. Io ragazzi adesso farò ancora per qualche attimo battaglia. Cercherò di eliminare gli ultimi rimasti per evitarli di sentirli all'interno della prossima partita. Però intanto voglio provare questa cosa qui. Proviamo ad accendere i fuochi, vediamo quello che succede. In pratica va, ogni unità ha una zolla e accende una specie di calderone, se così possiamo dire. Se la spostiamo si spengono? No, ok, perfetto. Danno fastidio. Li potevamo accendere all'inizio ragazzi. Ecco, potete vedere. Li dovevo accendere all'inizio. Ecco, perché ovviamente se si passa in mezzo si muore. Va bene, ok, me la ricorderò questa, perfetto. Intanto qui stiamo continuando a maciullare. Qua come sta andando? Li stiamo distruggendo. Anche gli ultimi 2 uomini. Ecco qua, vittoria eroica. L'attenzione in difesa. Sì, perfetto. Abbiamo ragazzi ucciso 1300 uomini, di cui 1700 sono morti in totale negli avversari. Ne hanno uccisi solo 267, quindi è importante. Guardate la nostra falange che è rimasta appunto davanti alla porta. Ha ucciso 844 nemici. La cavalleria preferita è riuscita a farli a pezzi dalle altre parti. E un bel ciao ai nostri grandi amici che sono rimasti dietro le porte del nostro accampamento. Catturati 262 uomini, fatti prigionieri con catene, fruste e tutto quello che abbiamo. Allora, sconfiggi il seguente esercito. Antigono Gonatas, quest'uomo è ricco ok. Il tuo alleato si prepara a muoversi contro l'obiettivo da te suggerito. Benissimo, l'obiettivo è questa cittadina. Guardate, mamma, altri eserciti rompiballe. Va bene, qui stiamo reclutando diversi uomini. Adesso abbiamo finito anche la nostra caserma. Picchieri di leva 1, 2 e 3. Questi adesso li toglieremo appena arriveranno i nostri altri uomini. Con l'ordine pubblico per adesso va bene. Dobbiamo solo rientrare in città. Allora, vediamo quello che possiamo fare con questa allora, io direi di rimuovere la nostra... Aspettate, intanto conferiamo al nostro generale più autorità. Questa nostra armata, accompagnata dalle truppe navali, ecco, io direi di farle... Possiamo farle sbarcare, tanto per darci un aiuto in battaglia. Magari, sì, ok, nuovamente in modalità normale. Eccola qui. Reclutiamo, non possiamo reclutare più niente. Possiamo scendere qua, sbarcare un attimo qui a terra. Vediamo un po' se possiamo sbarcare.
Possiamo sbarcare? Sbarchiamo, amici miei? Non possiamo sbarcare, maledizione. Perché no? Sbarchiamo. Perché non possiamo? Che cosa succede? Maledizione. Forse il territorio è ostile, maledizione. Vabbè, rimaniamo qui. E con queste unità cercheremo di dargli un pochettino più di fastidio. Vediamo se possiamo. Eccoci. Ecco che scappano i maledetti, che fuggono. Eccoli, guardate dove sono andati, guardate. Eccoci. Non siamo riusciti a farli fuori, non ci credo. Attenzione ragazzi. Vediamo se possiamo muoverci un pochettino più in qua. Ecco, non possiamo. Perché se ne sono scappati? Vediamo. Andiamo a muoverci un pochettino. Maledizione. Qui hanno delle unità. La nostra spia ha osservato per benino la cittadina nemica. Qua sotto che cosa hanno loro? Stanno formando già... eserciti non ne hanno. Potremmo ragazzi contrattaccare con questi eserciti e andare a distruggere tutto quello che c'è all'interno. Sì, dobbiamo fare così. Intanto il prescelto di Poseidone, visto che non ci ha dato una mano, lo manderemo con la nostra modalità accelerata al più presto da queste parti. Ok, hanno già... mamma mia della flotta. Sì, qua questo è un problema però. Pulpudeva, va bene. Questi Carnix devono essere eliminati. Potrei anche far uscire l'esercito, però non... maledizione. Non possiamo fare il giro proprio così. No. Purtroppo i punti sono esauriti ragazzi, non riusciamo ad arrivare dall'altra parte, dobbiamo rimanere per forza qui e va bene, dobbiamo attendere. L'ordine pubblico sta decrescendo piano piano, anzi io farei rientrare la flotta in porto visto che non sta facendo un bel niente. La facciamo rientrare in modo tale da tenere l'ordine pubblico ben saldo. Tratti del personaggio, esercito nemico in ritirata, ok, rapporto del furiere, abbiamo reclutato altri uomini qua su in alto. È importante però reclutare le picche come mi avete fatto notare, quindi al più presto eliminerò questi uomini, altri due li rimuovo e metterò altri picchieri. Ok, tra un turno sbloccheremo la nostra pioggia incendiaria. I nostri alleati si stanno muovendo, se ho capito bene. Atene ai nemici di Circe. Dai ragazzi miei, possiamo farcela. Credo che nella sezione diplomazia Atene ci sta seguendo in guerra. Alleato difensivo sono gli Ardiei. Stiamo maturando ottimi rapporti. Vediamo, l'alleanza militare ancora è basso. Partecipa alla guerra contro Tylis. Che cosa mi dite? Ancora basso. Mentre un transito militare ancora basso. E se invece vi chiedo partecipazione alla guerra contro il regno di Odrisio, che cosa dite? Ancora bassa, va bene. Mentre i nostri triballi che cosa dicono? Siete favorevoli a un'alleanza difensiva? Ancora bassa. Accordo commerciale moderato. 61 possono essere buoni, ma hanno rifiutato l'offerta. Va bene, transito militare moderata. Potrebbe essere utile per noi riuscire a passare da questa parte. Proviamoci. Ancora hanno rifiutato l'offerta. Va bene, ok, cerchiamo di stare attenti ragazzi e di passare il turno e vedere un po' quello che accadrà. È una situazione di guerra, quindi ancora non posso espandermi, però qui, eccoli, voglio raccogliere un po' di soldi in più per migliorare la polis ellenica. Magari riuscirei ad avere anche un'ottima guarnigione in più contro questa. Però devo conquistare qualcosa, come mi avete detto. Devo conquistare necessariamente qualcosa. Quindi devo necessariamente con questi fuochi di Efesto adesso sì, devo procedere da questa parte ragazzi. Devo eliminare questi avversari. Passiamo il turno. Ricerca completata, l'ingegneria come avete visto, l'accordo commerciale sciolto con i nostri Ardiei, Sparta effettua un'alleanza con Atene, perfetto, fazione distrutta agli Ardiei, abbiamo perso, maledizione, che sfiga, sovrappopolazione in Macedonia, provincia è cresciuta. Allora, vediamo un pochettino, con la ricerca tecnologica, torre mobile, deposito centrale di grano, no, esercitazioni tattiche per avere il campo di addestramento e ottime abilità. Il furiere ci ha fatto notare le nostre ultime mosse, ok. Allora, vediamo cosa fare. La nostra spia è da queste parti. Atene credo che sta muovendo un'unità verso la nostra... Spero, perché ho assegnato come obiettivo militare la cittadina del regno di Odrisio, però ovviamente ancora non si stanno muovendo. Sparta, eccola qui. Vediamo se possiamo riottenere l'alleanza. Eccola qui, vediamo un po'. Ovviamente alleanza bassa, neanche alleanza difensiva. Purtroppo siamo stati sfortunati. Credevo che gli Ardiei fossero in grado di eliminare i nemici. Invece, appunto, sono stati proprio fatti a pezzi da Sparta. Va bene, cerchiamo di stare attenti. Eccoli qua, gli spartani appunto nel sud non riescono a fare appunto granché. E che la situazione, credevo che veramente
effettivamente Sparta fosse stata distrutta, potesse essere distrutta dai nostri ardieri. Li avevo visti molto ben combattivi, però purtroppo non è andata così. Va bene, ormai abbiamo scelto, non possiamo fare nient'altro. Allora, la nostra spia, vediamo di mandarla un attimo da questa parte. Eccoci qua, dovete vedere come stanno. Oh, attenzione, chi sono questi? I triballi. Che succede? I triballi che hanno combinato sono in guerra con il regno di Odrisio. Attenzione, mamma mia, attenzione amici miei. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Transito militare, non volete niente? Partecipate alla guerra. Ah, sono già in guerra, a posto. Molto bene, siamo anche in un patto di non aggressione. Avrete pane per i vostri denti. Guardate del gran esercito che si sta avvicinando. Allora ragazzi, dobbiamo fare una cosa molto importante. Questo esercito sarà importantissimo per fare una cosa. Intanto questo esercito io me lo manderei qua fuori e distruggerei questi dannati. Avanti. E se ne scappano, maledetti. Se ne scappano. Perché se ne scappano? Cioè io dico, dobbiamo combattere. Combattiamo. Perché dovete rompere le scatole? Avanti, ora vi massacriamo e stiamo tranquilli. Oh, amen. Vediamo un pochettino. Allora, modalità aggressione. Ok, ammazziamo a tutti. Perfetto, attenzione, il colpaccio viene eliminato. Col colpo di gladio nello stomaco o nella gamba, non ho visto. Eccolo qui, ed ecco che abbiamo perso solo 185 uomini, 43 nemici catturati. Uccidi i prigionieri, il nemico... allora... Uccidere ogni sopravvissuto può soddisfare la sete di sangue. Il tuo nemico e i suoi alleati contesteranno seriamente tali azioni. Tuttavia il nemico del tuo nemico ti apprezzerà più di prima. Quindi sicuramente uccidiamoli ragazzi. Così maturiamo un po' di esperienza e relazione positiva con i nostri triballi. Fuochi di Efesto hanno ottenuto una tradizione militare. Sono in territorio, torniamo un attimino. No, che facciamo? Allora pensiamo. Mettiamo 3% causale danni da tiro, darmela con lancia. Perfetto. Danni con lancia e ovviamente più autorità al nostro generale e meno costo per turno. Allora, Pulpudeva, io direi di prendere 1, 2, 3, 4 e 5 e le portarle immediatamente da questa parte. Ok, vediamo un po' se possiamo. Allora, abbiamo detto dagli dei della guerra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì. Anzi, 6, va bene, portiamole tutte da questa parte, così siamo a posto. E io direi ragazzi di muoverci, anche se abbiamo delle unità malconce, direi di portarle dall'altra parte. Ecco, per esempio così porterei queste unità agli nostri dei della guerra. Eccoci qua, così li risparmiamo e entriamo immediatamente in territorio nemico. La rigenerazione non è permessa, però possiamo stare un pochettino più calmi e tranquilli. Con questa unità torneremo in porto, con questa nostra flotta ritorneremo qui in porto. Eccoli qua. Eccolo qua, più che altro torneremo in città, non in porto. Ok, ed eccoci arrivati. La nostra spia con 700 monetine pronte vedrà di far qualcosa, come per esempio aprirci i cancelli. Vi ricordate? Le infligge danni poco contro le unità di guarnigione dell'insediamento, appicca incendio un singolo edificio, come per esempio il borgo barbarico. 43%, 70%. Qui chi c'è ancora fermo? Vediamo, la flotta non può essere toccata. Il generale? Sì. Assassinio. Vediamo un po'. 46%. Sì, ragazzi, tentiamo un assassinio col 46%. Potrebbe essere molto comodo. Vediamo un pochettino. Nemico ferito è stato molto importante perché abbiamo guadagnato anche esperienza. Allora io direi di continuare da questa parte e immediatamente a tentare l'attacco nel prossimo turno.